L'Udinese è partita per Bad Kleinkirchheim, dove resterà fino all'ultimo giorno di luglio, un periodo durante il quale giocherà anche 4 test amichevoli prima del rientro a Udine, la sfida all'Al Hilal e poi il turno di Coppa Italia contro la vincente tra Avellino e Juve Stabia. Per il secondo anno consecutivo la squadra bianconera starà nella cornice carinziana all'Hotel Purveler, praticamente tutto a disposizione del club friulano con le sue strutture all'avanguardia per il recupero dai duri allenamenti che verranno sostenuti nel campo poco lontano. Si andrà a ritmo di doppie sedute, meteo permettendo, e alternati da test amichevoli di spessore crescente. A temperature sicuramente più gradevoli di quelle di Udine, Toven e compagni lavoreranno per affinare l'intesa e prepararsi al meglio alla prossima stagione che partirà quindi a inizio agosto. Per ora, ben inteso, parliamo di calcio estivo, di luglio addirittura, per cui bisogna andarci cauti, si è vista una squadra diversa da quella che ha portato con estrema fatica in porto la barca per il 30° anno consecutivo di Serie A. Il modulo è chiaro, 3-4-2-1, molto offensivo, con 3 attaccanti puri ma con licenza di venire dietro a cucire il gioco, soprattutto per Brenner e per il francese Toven, per non lasciare Lucca abbandonato al proprio destino. Ne ha beneficiato il bomber piemontese, per ora 3 gol in 2 partite, anche se con avversari morbidi. Hanno colpito finora le trame di gioco e un Udinese, questa, come annunciato da Gino Pozzo quando si commentava la scelta di Costa Runic, che alza la palla solo come ultima opzione, che cerca il gioco in verticale e le triangolazioni a liberare l'inserimento dei centrocampisti o degli esterni, tra i quali sta brillando Jordan Zemura. È emerso come serva un mediano che crei il gioco, un profilo diverso da Wallace per distaccarsi dal recente passato. Zarraga lo ha fatto ma con ritmi ancora blandi e China ha provato a disimpegnarsi come ha potuto, dando comunque discrete indicazioni. Ma è forse lì che il mercato si concentrerà con maggiore forza. La difesa per ora è rimandata, sia perché manca il terzetto presunto titolare, mercato permettendo, Christensen, Biol, Perez, ma anche perché gli avversari non hanno sollecitato il reparto. Però quello che si voleva vedere era una squadra che giocasse e che divertisse. Presto per dirlo, ma i segnali sono buoni per togliersi finalmente, dopo anni di dosso, l'etichetta di squadra fisica che ti fa giocare male, la filastrocca ripetuta da tutti gli allenatori avversari senza distinguo ogni pre-gara. Ecco, ci si accontenterebbe di non sentirle più queste frasi e magari di vincere qualche partita più in casa. 2 obiettivi non semplici, forse il secondo un po' di più, ma che Runic vuole ottenere lavorando duramente nel ritiro di Bad Kleinkirchheim.